corsi e sono testimonial ufficiale di Giri Ferro Team. Tra pochi giorni da Jesolo, una delle località balneari più rinomate del Veneto, comincerà la nona edizione di Miss Venice Beach, condotto e ideato dalla showgirl veneziana Elisa Bagondo, che anche quest'anno si propone di valorizzare le ragazze del territorio. Giri Ferro Team, attraverso Mario Bonesi, ha raggiunto Elisa, che in questi giorni si trova a Miami, realizzando un'intervista in esclusiva dove la conduttrice spiega le novità del concorso e le prospettive future che potrebbe avere. Buona visione! Eccomi Elisa, ti vedo benissimo, mi arrivano immagini nitidissime, la tecnologia ha fatto passi da gigante. Allora dacci qualche anticipazione di come sarà l'edizione 2019 di Miss Venice Beach. Ciao Mario, è vero, siamo in collegamento, in diretta da Miami, precisamente da una bellissima spiaggia di Miami Beach. No, non è vero, sono in piscina dove abito e qui c'è anche un sacco di gente che ci sta guardando. Potranno essere i nostri futuri ospiti delle serate di Miss Venice Beach qui in Florida, chi lo sa. Intanto ti do qualche anticipazione del 2019, siamo alla nona edizione, tantissime novità come sempre, perché sai che Miss Venice è un contest, un format che racchiude a 360 gradi tantissime novità, quindi anche a partire dalle ricette ci sono nuove aziende con nuovi prodotti, Latteria Soligo, c'è sempre il consorzio sigillo italiano per quel che riguarda la carne, con uno chef che aiuterà Anna Maria Pellegrino, davvero interessante. Devo dire che l'ho pubblicato e ha fatto scalpore, tutte le donne sono impazzite, quindi pronti a conoscere Giovanni. E poi ritornano le auto con Campello Motors, ci sarà un booth dedicato, un gazebo dedicato allo sport con la Reyer, che siamo diventati campioni d'Italia, insomma tantissime cose stanno per succedere. Io sono contentissima e carichissima e vi aspetto tutti. Come ti è venuta l'idea di creare il concorso e di portarlo nelle località balneari più rinomate del Veneto? Come mi è venuta questa idea? Ma non lo so, diciamo che amo la spiaggia, credo che sia la location perfetta per fare degli eventi e soprattutto la piazza, quindi il pubblico che riempie le piazze delle spiagge italiane, delle spiagge veneziane, le più rinomate, scusate, in tutto il mondo. Ti dà un'emozione, un calore che forse in un locale o in una serata all'interno di una discoteca, di un club non ci può essere. La finale sarà sempre nella prestigiosa sede del Casino di Venezia, il Palazzo Endramica Lergi. E certo, come poteva mancare la nostra finale di gala invidiata da tutto il mondo. Saremo lì al Casino di Venezia l'8 settembre, inizieremo con l'aperitivo giù nel giardino del Palazzo Vendramin Lergi che si affaccia sul Canal Grande, una serata fantastica ed emozionante, e poi si proseguirà di sopra nelle sale del piano nobile con la sfilata e lo spettacolo, e anche lì una serie di degustazioni di prodotti del territorio. Se ti proponessero di portare il contest anche in altre località balneari italiane, sarebbe fattibile? Beh, certo, Miss Venice viene fatto sulle spiagge di Venezia perché io ho a cuore Venezia, però lo si potrebbe portare poi un po' in tutta Italia e perché no anche all'estero. Io sono pronta, a Miami ci vivo, se vengono anche le Miss il gioco è fatto. Sai che il tuo concorso è uno dei più seguiti su YouTube? Ah, wow, grazie, bellissima notizia, mi fa davvero molto piacere e grazie a tutti i nostri fans e a tutti quelli che ci seguono. Quindi seguiteci numerosissimi anche quest'anno e soprattutto, visto che è uno dei più seguiti, voglio che diventi il più seguito perché abbiamo davvero tantissime novità da presentarvi. Vi aspetto per questo il 5 di luglio dove? A Jesolo, in piazza Milano, alle 20:30, con la chef, con il corpo di ballo S-Dance Company, con le cantanti, con le miss, con una conduttrice super brava, bravissima, che chi sarà mai questa conduttrice? Un bacione, vi aspetto amici Giri Ferro Team, ciao! Ciao a tutti amici di Giri Ferro Team, oggi ci troviamo qua a Mogliano Veneto, nello studio Il Fotogramma, per fare le foto ufficiali di Miss Venice Beach. Se non vi siete ancora iscritte, vi invito ad iscrivervi su www.missvenicebeach.net, che è una bellissima esperienza. Sì, ma Giada, ti tengo a precisare che le prossime Miss non saranno come noi. Eh sì, infatti ne vedremo veramente delle belle, ragazzi. Dai ragazzi, è stata una bellissima esperienza, sono proprio curiosa di sapere a chi andrà la prossima corona. È vero, ma anche le nostre fasce, quindi seguiteci per scoprirlo. Io invece voglio ringraziare chi ha lavorato con noi e la nostra fotografa Alice Lunardi. E un grosso bacio al nostro Mario Bonesi. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi www.missvenicebeach.net.